25esima giornata, amici della Wii Sport, riguardante il campionato giovanissimi regionali, penultimo turno del girone C. Siamo al Garden Sport di Mili per raccontarvi del derby, della sfida tra Città di Messina e Camaro. Da una parte la formazione di mister Giorgianni, il Camaro, che dopo il turno di riposo osservato la scorsa settimana è già matematicamente in zona playoff. Bisogna solo stabilire in che posizione chiuderà il torneo. Il Città di Messina di mister Fiumara invece, dopo il complicato pareggio con la Messina Social School di 7 giorni fa, adesso cerca le ultime speranze residue per agganciare il treno playoff. Sarà complicato, infatti sono due i punti di distanza sia dal Catania San Pio sia dalla formazione della Promosport. Andiamo a vedere i 22 che scenderanno in campo e partiamo dai padroni di casa del Città di Messina, che schierano Frisone, Pellizieri d'Angelo, Panetta, Venuti, Gugliandolo, Majorana, Frigione, Auliera, Maceli e Gemellaro. Dall'altra parte risponde il Camaro con De Pasquale, Brunetto, Currò, Ferio, Foresta, Fugazzotto, Mendolia, Azeue, Parisi, Fugazzotto e Spadicchia. Maglia rossa e pantaloncini neri per il Città di Messina, maglia gialla e pantaloncini blu per la formazione del Camaro. Passiamo al racconto del primo tempo, subito a fondo dei locali. C'è tanto spazio sulla fascia per Maurelio Macelli, che prova a mettere il pallone dentro, riesce De Pasquale a far sua la sfera. Ancora Città di Messina in avanti qui con Panetta, bravo a lanciare in avanti la difesa del Camaro. Solo per un momento riesce a spazzare Gemellaro, cerca ancora una volta in avanti Auliera, pasticcia un po' il portiere del Camaro, riesce poi ad allontanare la retroguardia di mister Giorgianni. Città di Messina che è partita con il piede giusto, vuole a tutti i costi i 3 punti. Pallone dentro qui da parte di Maceli, che cerca per vie centrali Auliera, prova ad accentrarsi, la sfera arriva a Venuti, lancio illuminante ancora una volta all'indirizzo di Maceli, che riesce a liberarsi di una marcatura, a provare il mancino in maniera scordinata, però non trova lo specchio della porta. Il numero 10 ancora in avanti il Città di Messina, qui bello scambio che trova Venuti ancora una volta al lancio, stavolta verso Auliera. C'è l'uscita del portiere del Camaro che riesce a evitare guai peggiori alla sua porta. Ancora Città di Messina in avanti, qui il pallone sull'auto di destra, Pellizieri riesce a trovare Maceli che salta il diretto avversario, prova a mettere il pallone dentro. Clamoroso vantaggio del Città di Messina. Era un cross quello di Maurelio Maceli, la traiettoria però ha ingannato totalmente il portiere De Pasquale e riesce a portarsi in vantaggio la formazione giallorossa. Maceli va a abbracciare mister Fiumara per esultare al gol dell'1-0. Poi Gemellaro prova in uscita ancora il Città di Messina a farsi vedere in zona offensiva. Bellissimo il lancio verso Venuti, che si presenta a tu per tu con De Pasquale. Il controllo non è dei migliori, però si allunga il pallone. Allora l'uscita dell'estremo difensore del Camaro nega il raddoppio al Città di Messina, che poi deve guardarsi da questo calcio di punizione da parte del Camaro, che però finisce sul fondo. Ancora Gemellaro, il pallone in verticale verso Auliera, che riesce a scappare agli avversari. Ancora Auliera che rientra sul destro, lo prova da ottima posizione, non riesce però a concretizzare la buona occasione. Majorana qui ancora una volta verso Auliera, bellissimi gli scambi con Pellizieri, che riesce a mantenere il possesso del pallone e lanciare Gemellaro sull'out mancino. Rientra il numero 11 di mister Fiumara, mette il pallone verso Auliera, il controllo non è dei migliori, la sfera arriva nuovamente a Gemellaro, che ci prova la conclusione dalla distanza, arriva debole tra le braccia di De Pasquale. Città di Messina che meriterebbe il gol del raddoppio, ci prova su calcio di punizione qui Maurelio Maceli, che però non inquadra la porta. Arriva il duplice fischio del direttore di gara e manda le due squadre negli spogliatoi. Fino a questo momento è 1-0 per il Città di Messina, grazie alla rete di Maurelio Maceli. Ne ha e come da dire mister Giorgianni ai suoi tra primo e secondo tempo. La ripresa però è ancora una volta il Città a spingere subito sull'acceleratore, la sfera arriva a Majorana, che ha tempo di liberarsi, provare il destro, arriva una traversa clamorosa per il Città di Messina. A pochi minuti dal fischio iniziale del secondo tempo sfiora il raddoppio, la formazione giallorossa, traversa da parte di Majorana. Il Camaro ci può ancora credere, effettua il primo cambio mister Fiumara, infatti entra con il numero 17 Giuseppe Scarfì, e ancora il Città però a rendersi pericoloso qui con Maurelio Maceli sull'auto di destra, si mangia letteralmente un avversario. Il numero 10 ha tanto spazio sulla fascia, ancora Maceli che prova a mettere il pallone dentro, messo in calcio d'angolo dalla difesa del Camaro. Ottimi però gli spunti del numero 10. Alla fine però il Camaro troverà il gol del pareggio in maniera abbastanza casuale, infatti arriva il pallone dentro, pasticciano Panetta e Frisone. Parisi deve solo appoggiare con il colpo di testa, rabbiosa
la reazione al gol subito da parte del capitano Panetta, a qualcosa da lamentare a Frisone, che forse in questo caso non ha chiamato la sfera. Camaro, che allora ne approfitta del contraccolpo psicologico subito dal Città di Messina, prova nuovamente a rendersi pericoloso. Panetta riesce a liberare l'area, sono ancora i ragazzi di mister Giorgiani però ad avere uno spunto importante. Qui il pallone viene contrastato da Venuti al numero 2 Brunetto, che ci prova con la conclusione, che però manda il pallone al lato. Il Città di Messina non vuole assolutamente perdere l'occasione di vincere. Bello il colpo di testa da parte di Majorana a liberare Maceli, steso così da De Pasquale per il direttore di gara. È calcio di rigore. Le nostre immagini però dicono che l'intervento fosse fuori area, è doppio l'errore dell'arbitro. Qui andava espulso l'estremo difensore del Camaro, non andava assegnato il rigore bensì un calcio di punizione. Sul punto di battuta però si presenta Capitan Panetta, che è freddissimo e trova il gol a 9 dalla fine del 2-1. Scatenata l'esultanza del capitano giallorosso insieme a tutti i compagni. Sono poche le speranze di agganciare il treno playoff, ci crede ancora il Città di Messina, che effettua ancora un cambio, entra infatti con il numero 16 Ivan Fiumara per sostituire Augliera. È proprio Fiumara ad avere una buona occasione poco dopo, lanciato da Gemellaro. Ha tutto il tempo per controllare il pallone e provare il pallonetto, non inquadra però lo specchio della porta. Di lì a poco arriverà il triplice fischio da parte del direttore di gara. Vince il Città di Messina, che nella prossima settimana si giocherà tutto per trovare, per cercare ancora una volta di agganciare il treno playoff. Il Camaro torna dal Garden con 0 punti. Amici della Wisport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.